si è abbattuto in Veneto, il governatore Zaia firma lo stato di crisi e invita i cittadini a documentare i danni per chiedere un risarcimento. Agricoltura martoriata, dice. Montagnana al giorno dopo la tempesta, un'ora di vento e grandine, raccontano i testimoni. Gravi danni alle aziende ortofrutticole, ferita la storica cinta muraria. Spray urticante, poi i furti, aveva colpito anche Padova e Verona la banda di giovani arrestata per la strage nella discoteca di Corinaldo in cui morirono 5 ragazzi e una mamma. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Padova una bimba di 4 anni in vacanza con la famiglia, precipitata dalla finestra di casa dei nonni, la caduta da un'altezza di 3 metri. Una camminata dalla piazza al comando provinciale per commemorare il giovane carabiniere ucciso a Roma è quella che si terrà lunedì sera a Treviso, a promuoverla l'ex comandante della stazione dell'Arma del capoluogo. È morta l'altra notte all'età di 32 anni la pallavolista Federica De Biasi, per 5 anni ha lottato contro la leucemia, viveva con la famiglia a Santa Giustina in Colle. Primo esodo d'agosto da bollino nero sulle strade, code e rallentamenti anche in Veneto, A4 e lungo le principali direttrici verso le località di vacanza del litorale, laghi e montagna veneta. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3, edizione regionale dei nostri telegiornali. Partiamo dal maltempo che si è abbattuto ieri sul Veneto da Treviso a Padova, con danni alle strutture e all'agricoltura. Il presidente del Veneto Zaia ha firmato lo stato di crisi, abbiamo raggiunto il governatore al telefono. Possiamo non ricordare Zanson di Piave, 90, Piovene e Rocchette, peraltro martoriate a 2 giorni di seguito e molto altro ancora. E poi ricordiamoci la zona del Cadore, quindi la montagna. Lo stato di calamità l'ho già chiesto io, nel senso che la procedura è chiara, una procedura che non ha visto perdere neanche un istante nella rapidità nel mettere in piedi, per cui ho già firmato gli stati di emergenza in questi giorni, perché lo stato di emergenza è aperto. I cittadini raccolgano tutte la lista della spesa, insomma, delle spese che hanno sostenuto, dei danni, e dopodiché i comuni ne faranno una raccolta, ne faranno un dossier, ne invieranno alla Regione. La Regione, fatto tutto questo ragionamento, in assenza di una forma totale di autonomia, chiederà al Fondo Nazionale per la Protezione Civile di intervenire. In molti casi il Fondo è intervenuto, ristorando i danneggiati, in altri casi stiamo ancora tribolando. Presidente, abbiamo visto anche gravi danni all'agricoltura. Ma l'agricoltura ne esce martoriata, del resto l'agricoltura, l'agricoltore ha l'azienda sotto il cielo, lo si dice, per cui abbiamo visto vigneti rasi al suolo, abbiamo visto la forza e l'energia che ha scaricato questo maltempo, l'ha scaricata molto spesso. Se qualche settimana fa avevamo il problema delle grandinate, oggi abbiamo il problema delle bombe d'acqua e in particolar modo, come è accaduto in queste ultime ore, anche del grande tema delle trombe d'aria, e quindi di quello che è la forza del vento e la devastazione che ne crea. Insomma, le immagini dei vigneti le hanno potute vedere tutti, insomma, ci sono degli appezzamenti interi di vigneti martoriati appunto dalle trombe d'aria. Un'ora di vento e grandine anche a Montagnana, nel basso padovano, ha creato danni ingenti anche in questo caso all'agricoltura, la caduta di alcuni alberi, perfino di una ventina di merli delle antiche mura medievali. È l'agricoltura a pagare il prezzo più caro per il maltempo di venerdì pomeriggio a Montagnana e dintorni. In località Borgo San Zeno il vento, che ha soffiato fortissimo per quasi un'ora con punte di 150 km/h, insieme alla grandine, ha distrutto gran parte delle centinaia di serre di meloni, compromettendone del tutto la produzione per 2 aziende agricole del posto, la Lora e la Molinaroli. I danni a ora sulla mia azienda siamo intorno ai 250.000 euro, ma non è solo la mia azienda, abbiamo un'altra azienda qui vicino alla mia di Molinaroli e anche quell'azienda avrà 1 milione di euro di danni. Da dove inizio a sistemare, se conviene sistemare, perché si butta via 10 anni di lavoro qua, stiamo buttando via 10 anni di lavoro. E voglio dire, non è che viviamo negli allori,
In via Saoncella, sulla provinciale che porta a Cologna Veneta, le aziende agricole e avicole che vi operano sono rimaste senza corrente elettrica fino alle 14 di oggi, dopo la caduta di 2 pali dell'Enel. 21 ore di blackout che avrebbero potuto decimare del tutto, per esempio, le 39.000 faraone allevate in questa azienda. Animali che, dice il titolare Daniele Zonato, dopo mezz'ora di buio muoiono di panico. Il gruppo elettrogeno è obbligatorio, oltre che salvifico. Lungo la via diversi rami di alberi avevano bloccato la viabilità, sono stati i residenti ad anticipare il lavoro dei pompieri, arrivati appena possibile verso sera. E come detto, nella parte antica di Montagnana il maltempo ha danneggiato anche le mura medievali, caduti a terra e ridotti in macerie una ventina di merli. Non era mai successo prima, i cittadini sono sconcertati. Hanno resistito ai secoli, alle battaglie, alle guerre mondiali e ai terremoti, ma hanno ceduto a un'ora di vento e grandine più forti di proiettili. Alcuni merli delle mura medievali di Montagnana sono venuti giù da Porta Padova e da in fianco alla stessa, e ora sono macerie, resti che fanno impressione e che lasciano increduli i montagnanesi. Una cinta muraria che sappiamo l'unica al mondo, sicuramente in Europa, ma oltre, come ben sappiamo, non ancora integra nella sua costruzione medievale, ed oggi subisce questa importante ferita. Altri danni: la prima cittadina ha già contattato la VEPA, Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, per i danni subiti dagli agricoltori. Dobbiamo pensare che la nostra, oltre che essere una cittadina con vocazione turistica, lo è anche sotto il profilo agricolo, con tutti i suoi prodotti, ortaggi, frutta, ma non solo, seminativo. Poi ci sono gli alberi, ricorda la Borghesan, ne sono caduti in vari punti della città. Ecco quelli intorno agli impianti sportivi, ma ne sono finiti distesi anche alcuni di molto vecchi nel giardino della scuola elementare. Questa è la situazione a Montagnana nel Padovano. Torniamo nel Trevigiano, altra zona battuta da fortissimo vento e grandine. Il giorno dopo dunque la tromba d'aria siamo andati a Spercenigo di San Biagio di Callalta, dove agricoltori e residenti stanno iniziando la prima conta dei danni. In pochi secondi cosa avete visto? Abbiamo visto un muro bianco e via giù tutto. Qua ha buttato giù tutti i pini, è caduto sul cancello. Ha buttato giù la ringhiera, ha rotto i pilastri. Il giorno dopo quei terribili momenti sono ancora impressi negli occhi di questo abitante di Spercenigo a San Biagio di Callalta. Qui in via Bosco gli effetti della tromba d'aria sono ancora evidenti. Numerosi alberi spezzati o sradicati da terra, le colture di soia e di mais totalmente spazzate via, così come i campi con gli ortaggi. Rovinate al massimo, ma al massimo, non c'è più niente da recuperare. Dispiace, però ringraziamo ancora l'alto che siamo vivi. Ve la siete vista brutta? Ma tantissimo, neanche da chiudere gli occhi per non vedere. Qui cosa c'era? Un ricovero attrezzi, per vari attrezzi agricoli. In pochi secondi un grande botto è volato tutto quanto per aria. Sempre in via Bosco un vecchio casolare resistito ai conflitti della guerra è crollato dalla furia del vento. Travi e tegole del tetto sono state scagliate a decine di metri di distanza. Poco lontano il tetto della casa al Civico 68 è stato parzialmente scoperto. Sì, siamo stati scoperchiati, metà casa, davanti e dietro. Avete preso tanta paura? Abbastanza. La grandine, come proiettili, ha prodotto gravi danni alle viti. La tromba d'aria le ha stese a terra. Tipo uragano. Il vento con la grandine è arrivata di traverso e qua ha dilaniato le viti. I tralci per il prossimo anno, l'uva da buttare via, perché qua non si recupera assolutamente niente. Io ho investito, ho fatto fatica e mi ritrovo che la natura adesso mi ha messo a piedi. Quello che è successo ieri fa capire molto che bisogna avere rispetto dell'ambiente e soprattutto capire che le calamità naturali sono molto pericolose. Nei giardini delle case si continua a lavorare per pulire e tagliare gli alberi abbattuti. Il comune di San Biagio di Callalta chiederà alla regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale per far fronte agli ingenti danni provocati, ma la rabbia di alcuni abitanti rimane lo stesso. Ma nessuno è venuto a dare una mano. Nessuno ha organizzato una squadra per dare una mano a questa famiglia piuttosto che a tutte le altre famiglie. Sentiamo la mancanza della protezione civile. Ieri non abbiamo visto nessuno vestito di giallo-verde per le strade, per cui ci sentiamo un po' rammaricati.
Lasciamo questa ampia pagina dedicata al maltempo, parliamo di riforma della giustizia e delle difficoltà di trovare un accordo politico nella maggioranza. Il ministro Erika Stefani chiede più coraggio. La Lega vuole una riforma più sostanziale e sull'aspetto penale non c'è l'accordo. La riforma della giustizia è così l'ennesima occasione di divisione tra le due anime del governo. Sui tempi, sulla giustizia civile e penale, sulla magistratura. Sono molti gli spunti per lo scontro politico tra Lega e Movimento 5 Stelle e non si sa come andrà a finire. Si applica così la tanto criticata formula salvo intese, ma la maratona del Consiglio dei Ministri non basta. Dal Veneto è il ministro vicentino Erika Stefani a fare precise richieste e se da un lato c'è fretta per arrivare ad un'intesa sull'autonomia, sulla giustizia invece, altro cavallo di battaglia e priorità della Lega, la fretta non è così consigliata. Sull'autonomia un anno di rinvii, sospensioni, analisi, approfondimenti e aspetta che guardiamo e riformuliamo la norma. La riforma della giustizia in una settimana dal tempo in cui noi abbiamo avuto la formulazione, stiamo parlando della riforma della giustizia. La Lega e il ministro Stefani in particolare invocano più coraggio da parte del Movimento 5 Stelle nella stesura della riforma. Per questo la proposta fatta non viene ritenuta sufficiente, specie su alcuni aspetti come quello dei tempi del processo. Anche in Veneto il sistema è al collasso, ma una riforma che desse efficienza sarebbe un aiuto enorme ai tribunali della nostra regione e del Vicentino in particolare. Importantissima l'autonomia, ma la riforma della giustizia è uno dei temi sui quali si sono avvicendati, sui quali hanno avuto grandissime difficoltà veramente tutti gli ultimi governi. La riforma della giustizia è un tema fondamentale, importantissimo, sul quale occorre veramente avere coraggio. Tuttavia una riforma di tale portata non deve essere fatta in modo frettoloso. Se per l'autonomia i tempi sono stretti e si vorrebbe chiudere la partita più in fretta possibile, per la giustizia ogni passaggio deve essere condiviso, come quello riguardante il processo civile, con tutte le implicazioni legate ad esempio ai tempi di prescrizione. Il ministro poi manda un messaggio che sembra essere anche un po' quello che la pazienza ha un limite. I veneti si attendono tempi ragionevoli per la decisione, ma soprattutto sanno riconoscere quando la volontà di risolvere questioni delicate e profonde come quella della giustizia c'è davvero, o se invece il fine ultimo è quello di rallentare i processi, rimandare le decisioni e annacquare le trattative politiche. Avrebbero colpito anche in Veneto, a Verona e a Padova, al Parco Europa, i giovani componenti della banda arrestati dai carabinieri di Ancona con l'accusa di aver causato la strage di Corinaldo nelle Marche nella notte dell'8 dicembre scorso all'interno della discoteca Lanterna Azzurra. Qui morirono 6 persone, 5 ragazzi tra i 14 e i 16 anni e una mamma che accompagnava la figlia undicenne al concerto di Sfera Ebbasta. 7 gli arresti, il ricettatore e 6 giovani residenti nel Modenese. Questi ultimi sono accusati di omicidio preterintenzionale e di furti e rapine. Nella discoteca, secondo l'indagine, avrebbero usato lo spray al peperoncino che poi ha scatenato il panico. Dopo la strage di Corinaldo non si sarebbero fermati e avrebbero messo a segno altri furti e rapine, tra cui quelle in Veneto. E ora un altro episodio che riguarda una bambina di appena 4 anni caduta dalla finestra della casa dei nonni, è accaduto a San Pietro in Gu. Tutto in un attimo, come spesso accade con i bambini. È atterrato l'elicottero del SUEM nella mattinata a San Pietro in Gu per prestare soccorso a una bimba di 4 anni di origini olandesi caduta da 3 metri d'altezza dalla finestra della casa dei nonni dove si trovava in vacanza con i genitori. Subito soccorsa, la piccola è stata trasportata in ospedale a Padova dove si trova in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. E tragedia sfiorata questa mattina verso mezzogiorno alle porte dell'abitato di Borca di Cadore. Un elicottero ultraleggero è caduto vicino alla statale di Alemagna, salvi i 2 piloti partiti stamattina col velivolo da Santa Maria di Sala, un 61enne e un 58enne, entrambi proprio di Santa Maria di Sala. L'incidente è accaduto attorno alle 12 quando forse a causa di un problema tecnico i piloti hanno dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. L'elicottero, un R-22, toccando il suolo si è rovesciato e i 2 occupanti sono riusciti a uscire dalla cabina senza riportare gravi ferite. I vigili del fuoco accorsi da Cortina insieme ai volontari di Borca e Vodo di Cadore hanno messo in sicurezza il velivolo e il luogo. Sul posto anche i carabinieri e il personale del SUEM 118.
Una camminata dalla piazza al comando provinciale in via Cornarotta per commemorare il giovane carabiniere ucciso a Roma è quella che si terrà lunedì sera a Treviso. A promuoverla l'ex comandante della stazione dell'Arma del capoluogo. Faremo una camminata con partenza da piazzetta Aldomoro alle ore 19, percorreremo via Calmaggiore con arrivo, con termine davanti alla sede del comando provinciale Carabinieri via Cornarotta, dove stazioneremo un paio di minuti giusto per rendere omaggio alla memoria al collega assassinato. Una camminata lungo il Calmaggiore per dimostrare il dolore dei carabinieri di Treviso per la morte violenta, assurda a Roma del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. A promuoverla per lunedì è Pietro Lo Priore, fino a qualche mese fa comandante della stazione dell'Arma del capoluogo. Io sono un carabiniere in pensione da pochi mesi, 2 mesi e mezzo. Ne ho visti tanti in 40 anni circa di servizio. Si può morire. È brutto, ma si può morire, perché il mestiere nostro, carabiniere, poliziotto, chi porta una divisa è questo. Però morire così, in una maniera alla bruto, sembra di essere ritornati alla vecchia Roma, con 11 coltellate, è una cosa spiacevole. Poi per un ragazzo da 45 giorni sposato, lascia una ragazza a casa nella disperazione, genitori nella disperazione, e ripeto, ne ho visti tanti anche di amici morire, ma quello che dispiaceva di più quando succedevano queste cose qua è la disperazione della famiglia. Chi vorrà partecipare alla breve camminata è atteso in piazza Aldomoro lunedì sera alle 19. Lo Priore ha voluto organizzarla a distanza di diversi giorni ormai dall'omicidio perché non cali l'attenzione sulla tragica fine di Cerciello Rega. Un'iniziativa, sottolinea, che non ha connotazioni politiche. Assolutamente apolitica ed è aperta a tutti, io l'ho voluta intitolare aperta a tutti gli italiani onesti, che sono sicuramente la maggioranza. E ora ci fermiamo per un piccolo break, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Domenica. Eccoci di nuovo in diretta, edizione regionale del telegiornale di Antenna 3, si è spenta nella notte dopo aver lottato per 5 anni contro la leucemia. La pallavolista Federica De Biasi, 32 anni, di Santa Giustina in Colle, aveva giocato prima nella squadra di Fratte e poi nell'Oreggia Volley. A dare notizia della morte proprio il Loreggia Volley nel sito, con un post e una foto che la ritrae insieme alle amiche. Federica ha giocato col Volley Loreggia come palleggiatrice della prima squadra negli anni dal 2009-2010 al 2017-2015, si legge nel messaggio: lascia in tutti noi un grande vuoto e un grande dispiacere per questa morte prematura. Ciao Federica, riposa in pace. Questo è il messaggio. Traffico intenso e rallentamenti per il primo grande esodo delle ferie d'agosto, code anche in Veneto, ma fortunatamente senza particolari criticità. Primo esodo d'agosto da bollino nero, quello di questo weekend. Anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia code e rallentamenti, ma senza particolari criticità. Traffico molto intenso con rallentamenti e code a fisarmonica, soprattutto lungo l'autostrada A4 in carreggiata est tra Padova e Venezia, e poi da Meulo fino a San Giorgio di Nogaro, con code sia in carreggiata che ai caselli in uscita verso le principali spiagge del litorale. Incolonnamenti per tutta la giornata al casello di Trieste-Lisert, con code in uscita che hanno toccato il massimo di 6 km nel primo pomeriggio, facendo scattare l'attivazione del bypass verso Villesse Gorizia. Code stamane anche in ingresso dall'Austria alla barriera di Ugovizza. Traffico sostenuto anche sulla viabilità ordinaria, in particolare verso le località balneari della costa veneziana, da Sottomarina, Jesolo, Caorle e Bibione. Molto intenso stamane anche il traffico verso la montagna. Rallentamenti in uscita sulla A27, poi rallentamenti nel Bellunese sia verso il Cadore che la Valle Ampezzana. Disagi previsti per la giornata di domani a causa dello sciopero dei casellanti. Alle barriere autostradali c'è il rischio che siano aperte solo le casse automatiche e i varchi telepass, con conseguente rallentamento dei veicoli. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti è in vigore oggi sabato fino alle 22 e domani domenica dalle 7 alle 22. E dunque qual è la destinazione di tutte queste persone in movimento? C'è chi andrà al mare, chi in montagna, chi le vacanze le ha già fatte. Ad agosto siamo a Vicenza, molti chiuderanno negozi e uffici e si riposeranno, altri invece dovranno aspettare settembre.
Agosto, mese di vacanza per molti, anche se non per tutti. I vicentini si preparano a staccare la spina, a trovare pace e riposo. Per chi è diretto in montagna ci sono le tante seconde case sull'altopiano di Asiago, mentre per il mare piace molto il viaggio nelle località da sogno italiane come la Sardegna, ma anche estere tipo la Spagna. Secondo Federalberghi il Veneto guida la classifica delle regioni italiane come destinazione preferita, ma i vicentini invece cosa faranno? Sì, andrò in vacanza. Paura del traffico, come farà a organizzarsi? No, lo affronto in macchina con rispetto per gli altri e distanze di sicurezza. Io vado una settimana in agosto, stranamente, perché di solito non ci vado mai. Paura del traffico, bollino rosso? Esatto, però quest'anno è andata così. Le ho già fatte? Ah, già finite? Già finite. Faccio la nonna in agosto. Quindi niente vacanze? No, quest'anno proprio dentista, perciò... No, sono già stata a luglio in vacanza, ad agosto non ci vado mai. Regione di destinazione preferita dagli italiani è l'Emilia Romagna, ben il 44% andrà al mare, destinazione seguita dalle città d'arte, dalla montagna e dal lago. Io sono già in vacanza da un mese circa perché sono un pensionato, quindi per fortuna ho una casetta sull'altopiano. Sono qui ma non vedo l'ora di fuggire di nuovo. Non lo so ancora. Deve ancora decidere? Sì, dipende da quello che passa al convento. Noi sicuramente mare e adesso siamo in città. Sì, un po' qualche giorno. Mare o montagna? Mare. Con il traffico come farete? No, faremo le partenze intelligenti. Io ho traghetto da prendere, quindi parto con un po' di anticipo e si fa. Prenotato, organizzato? Sì, già fatto tutto. Mi piace andare a giugno e a settembre in vacanza. Giugno, giornate più lunghe, più piacevoli, settembre più relax, meno gente, meno turismo. No, non faccio vacanze quest'anno. Parto giovedì, una settimana a Formentera. La vedo sorridente, contenta. Sì. Vede l'ora? Sì, si vede l'ora di rilassarsi, andare in un bel mare, stare in compagnia. E le escursioni in montagna invece sono un classico dell'estate, ma nel post tempesta Vaia possono rivelarsi una trappola. La rete dei sentieri è stata infatti fortemente compromessa dagli alberi spezzati e caduti a terra, che in molti casi rendono difficile, se non impossibile, proseguire il cammino. Sentiamo i consigli degli operatori del soccorso alpino che erano ospiti ieri sera a 20:10. Quindi in primis la cosa più importante è informarsi. Con il CAI e le guide alpine è stata fatta una mappatura di tutti i sentieri. La gran parte dei sentieri ci vorrà qualche anno per la messa in sicurezza e la sistemazione. Che esperienza avete avuto nell'intervento di questo tipo? In questi giorni abbiamo fatto parecchi interventi, parecchi interventi su questo tipo di problema, perché le persone frequentano l'area, entrano sul sentiero che è segnato, arrivano ad un certo punto che questo sentiero è bloccato da degli alberi oppure da una piccola frana. Sì. Cosa facciamo? Se dobbiamo arrivare al punto B, cerchiamo di attraversarlo. Questo comporta attraversare un pendio magari a 30-40 gradi e appena esco dalla traccia di sentiero mi trovo in una situazione che non è normale. La stessa visibilità cambia e perdo l'orientamento, quindi attraverso il primo albero, attraverso il secondo, dopo 3 ho già perso l'indicazione di dove mi trovo e non riesco più a tornare sui miei passi. Ricordarsi che una volta arrivati di fronte a questo intrigo di alberi non è né svilente né sminuente della persona la decisione eventuale di tornare indietro. Cioè nel momento in cui ci si trova di fronte a un intrigo, voi dovete immaginare come un gioco di Shanghai, fatto da alberi enormi appoggiati uno sopra l'altro, a volte anche instabili. E quindi decidere di attraversarli può essere pericoloso per tantissimi motivi. Arrivati lì di fronte sarebbe anche bene domandarsi se non sia il caso di tornare indietro. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Una buona serata e una buona domenica, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Alta pressione in rinforzo, condizioni dunque di bel tempo sul nostro territorio in questa prima domenica di agosto. Sul Veneto la giornata festiva sarà all'insegna di un ampio soleggiamento e con cielo al massimo poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio ci attendiamo qualche veloce temporale di calore sui monti bellunesi, mentre altrove si manterrà in genere stabile.
Temperature minime tra 17 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 30 gradi. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo risulterà infatti sereno, al massimo poco nuvoloso, non si esclude qualche isolato acquazzone pomeridiano sulle Alpi. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime comprese invece tra 28 e 30 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, bel tempo per tutta la giornata, il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime sui 31 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.